Salve a tutti, ma lo sapevate che il 4 di maggio era una data molto importante per i napoletani? E sapete perché? Perché il 4 di maggio si facevano i traslochi ed era un'usanza molto antica. Infatti dire a Napoli o faccio 4 maggio significava traslocare e ancora oggi si usa dire questo, anche se ovviamente non è riferita alla data specifica del 4 maggio fare questo tipo di operazione. Lo si usa quando si sta traslocando, dicendo sto facendo 4 maggio, ma andiamo a vedere perché era il 4 di maggio. Secoli precedenti, la data in cui si facevano questo tipo di operazioni era il 10 di agosto, ma dobbiamo capire che il caldo asfissiante di quel periodo a Napoli e non avendo mezzi di aiuto come gli ascensori, se non i facchini che caricavano in spalla tutte le masserizie e la mobilia per caricarle sullo Char-à-Banc, che era un carro con le chiusure laterali, che viene dal francese Char-à-Banc. Dunque era diventato praticamente una operazione molto gravosa e pesante. Dobbiamo tornare indietro nel 1587, quando il viceré di allora emise una prammatica che stabiliva che questo tipo di operazione, cioè il trasloco, dovesse essere fatta il 1° di maggio. Ma per i napoletani non andò assolutamente bene neanche questa data, perché si festeggiavano Filippo e Giacomo e si facevano grandi feste e per loro era fondamentale, per tutti loro. Quindi niente, dobbiamo solo aspettare il 1611 col successivo viceré allo spostamento della data al 4 di maggio. 4 di maggio era anche la data in cui veniva pagato il cosiddetto pesone, cioè l'affitto, che veniva rateizzato in 3 rate annuali, cioè si pagava a gennaio, a maggio e a settembre. E da qui nasce anche il detto Reformsche Terz e Capital, cioè quando si lasciava la casa a volte non venivano restituiti i soldi perché c'erano dei danni alla casa.